Eccolo, uno dei piccoli grandi uomini del Novecento, un prete dalla voce flebile che viene dalle montagne, dalle innate doti di comunicatore e catechista. Lui, quel vescovo passato anche di qua a seminare Vangelo per 11 anni, prima di andare verso la Laguna e poi a Roma, successore di Pietro. Par quasi di vederlo, seduto allo scrittoio del suo studio, intento a scrivere, a correggere, a limare i suoi discorsi, consapevole di essere chiamato per nome, Albino. Sì, chiamato ad essere un narratore di Dio, dei suoi prodigi. E noi con lui, stasera, accanto a questo vescovo e amico beato, pronti a diventare narratori del romanzo più bello che ci sia, pronti a sederci davanti alla nostra macchina da scrivere e trovare le parole giuste per dire Gesù, pronti, o forse non ancora del tutto, mai del tutto, per essere cantastorie del Vangelo, che attendono l'ispirazione giusta, brace pronta per la scintilla. Così cantiamo, mettendoci in piedi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Care catechiste e catechisti, ci siamo radunati insieme all'inizio di questo nuovo anno per accogliere la benedizione del Signore sul nostro servizio e sui nostri ragazzi. Desideriamo diventare sempre più narratori di Dio, gente appassionata di Lui
che lo sa raccontare con gioia, intessendo le nostre storie insieme alla sua più grande storia. Desideriamo imparare questo da un grande narratore di Gesù che è stato il nostro Albino Luciani, vescovo di Vittorio Veneto, poi Papa Giovanni Paolo I, che ora invochiamo come beato nella Chiesa. Accanto alla sua testimonianza e ai suoi scritti mettiamo la nostra vita, le nostre speranze, le nostre attese per questo tempo nuovo che inizia. Ed entriamo subito nella prima parte di questa veglia, tornando a guardare ammirati lo scrittoio di Luciani ed entrando così nel suo essere narratore. Narratori dal cuore entusiasta. Possiamo sederci, cantare insieme e poi ascoltarlo. Il catechista deve essere un entusiasta, un convinto che la sua missione è una cosa grande, che le cose che insegna sono vere, che i fanciulli miglioreranno. Queste convinzioni daranno anima, ali al suo apostolato. Con esse egli diventerà un artista del catechismo. Senza di esse resterà manovale del catechismo, incapace di edificare e di trascinare. 2 alpinisti scalano una roccia, il primo perché è di moda, il secondo per passione. Sentiteli al ritorno. Cosa ho veduto? Dice il primo. Oh, nulla di speciale. 4 corde, 4 alberi, dei torrenti, dei prati, un cantoncino di cielo, nient'altro. E sbadiglia. Dice il secondo. Cosa ho veduto? Non lo dimenticherò mai più. Rocce, poi ancora rocce, e prati, e torrenti, e azzurro, e sole, e cose meravigliose. E mentre parla, pare che tali meraviglie gli ridano ancora nello sguardo e nell'anima. Questi 2 dicono la stessa cosa, ma è il modo di dire diverso. Il primo non invoglia nessuno a tentare una scalata. Il secondo, invece, con il suo entusiasmo, accenderà la passione della montagna in altri e guiderà proseliti a nuove vette. Così il catechista non basta che dica, ma dicendo deve invogliare, appassionare e trascinare. Ora, insieme, invocheremo lo Spirito Santo affinché accenda nel nostro cuore quell'entusiasmo contagioso di cui ci ha parlato il Beato Albino Luciani. Chiediamolo in dono per essere anche noi artisti del catechismo, capaci di edificare, invogliare, appassionare, trascinare. Il ritornello lo canteremo insieme al coro, mentre le invocazioni saranno lette da 2 voci soliste. Ci alziamo in piedi. Vieni
O Spirito Santo, dolce consolatore, donaci l'entusiasmo di chi spera nelle promesse di Dio. Soffia via la cenere e fai ardere la brace del nostro cuore, perché sappiamo annunciare con il sorriso e la parola che Gesù ci ha conquistato e ha fatto di noi un popolo di gente santa. O Spirito Santo, luce al nostro intelletto, suggerisci a ciascuno di noi le parole da dire, i silenzi da osservare, gli sguardi da donare, l'ascolto da offrire, perché diventiamo testimoni credibili delle tue opere, pronti a contagiare di te chi ci sta accanto. Abbiamo invocato l'entusiasmo e adesso ascoltiamo qualche parola, una piccola testimonianza di una catechista che prova a raccontarci come lei vive l'entusiasmo nel fare catechismo, che non è sempre facilissimo, forse per nessuno di noi, ma che può anche avere dei risvolti inaspettati. Ci sediamo e ascoltiamo volentieri Antonella, che ringraziamo per questo servizio che hai accettato. Allora mi presento, sono Antonella, sono una catechista del Duomo di Sacile. Vi chiedo scusa se mi scivolerà qualche parola in dialetto e qualche verbo non coniugato correttamente, ma vi assicuro che sono molto emozionata. Quando Don Fabio mi ha chiesto di portare la mia testimonianza, francamente mi ha trovato impreparata, perché ho detto io non faccio niente di straordinario, io sono una moglie, una mamma, una donna che lavora come tutte voi, e poi ho pensato, ho detto no, io faccio una cosa straordinaria, io faccio la catechista, ne sono fiera, sono orgogliosa e ringrazio il mio parroco che mi rinnova ogni anno la sua stima e la sua fiducia. È vero, io ho un carattere così entusiasta, sono socievole, ho anche tanti difetti, però questo mio entusiasmo mi deriva anche da incontri con persone e esperienze di vita vissuta. Allora vi racconto un po' alcune parti della mia vita. E inizio nel 1978, l'anno in cui è stato eletto Papa Luciani, perché io c'ero, sono un adolescente, frequento le scuole superiori e quindi ricordo bene il 1978,
perché per la Chiesa è anche un anno particolare, è l'anno dei 3 papi, Papa Paolo VI, Papa Luciani e Papa Wojtyla, però è un anno difficile anche per la società civile. È l'anno dell'attentato ad Aldo Moro e all'uccisione della sua scorta, per chi si ricorda ci sono le Brigate Rosse. Per un adolescente di quegli anni non è facile, non lo è neanche per i nostri giovani, se è vero, per questo. Però la mia fortuna qual è? La mia fortuna è quella di far parte di un gruppo scout e già lo facevo quando ero piccola, stavo continuando il mio percorso e avevo delle capo che erano appassionate, erano entusiaste, erano trascinatrici ed erano motivatrici e loro mi hanno insegnato tante cose, proprio la loro presenza era una presenza veramente importante per la mia formazione, anche del mio carattere. Mi hanno insegnato la gioia di servire, che diventerà poi anche un po' il mio motto della mia vita. Una figura importante insieme a queste capo era l'assistente, che io tengo un po' nel mio cuore perché mi ha aiutato a camminare nel mio percorso di fede, ed è Don Abramo Dal Colle, perché adesso dal cielo mi guarderà e dirà mi nomini anche a questo incontro. Però io ritengo che sia stata veramente una persona importante per me, perché mi ha aiutato a capire la mia strada in quegli anni difficili dove sei adolescente e non sai bene qual è il tuo percorso. Lui mi ha indirizzata, mi ha portato poi a una fede più responsabile e partecipata. E quando penso a Don Abramo, penso anche a tutti i sacerdoti che accompagnano i giovani nel loro cammino. Penso a quest'estate, a quanti sacerdoti hanno accompagnato i nostri giovani ai campi scuola, al Grest. Ecco, sappiate che il mio cuore è colmo di gratitudine nei vostri riguardi. E poi sì, io sarò capo anch'io per tanti anni. Poi 29 anni fa sposo Paolo, che è la parte migliore di me, perché noi entusiasti tante volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia appoggiare i piedi per terra, perché tendiamo un po' a sognare e abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci metta i piedi per terra. Poi la mia vita si completa con la nascita di Tommaso. Una parte importante della mia vita, e penso di essere quella che sono, è il mio lavoro. Io da quasi 40 anni lavoro in campo oncologico presso il servizio di radioterapia oncologica dell'ospedale di Treviso, e dai miei pazienti, io li chiamo miei perché diventano a essere parte anche della mia vita, da loro ho imparato molto. Ho imparato ad accettare quello che nella vita non si può cambiare, però questo non vuol dire non combattere. Mi hanno insegnato a stringere i denti, mi hanno insegnato ad apprezzare una serata con gli amici, una chiacchierata in famiglia. Mi hanno insegnato ad amare la vita e a rispettarla. Ecco, vedete, catechiste, non è però che la mia vita sia tutta rose e fiori, cioè anch'io ho i miei limiti, le mie stanchezze, le mie preoccupazioni, e quando ho la testa piena di tante cose, allora è il momento in cui io mi fermo e prego. E nella preghiera trovo conforto, trovo la voglia di ricominciare, trovo pace, trovo serenità. La chiamo le coccole dell'anima, perché c'è bisogno di pregare. Ecco, sì, è vero, io sono entusiasta e credo che dopo un anno di pandemia e la post-pandemia sia il momento veramente di cominciare con entusiasmo e gioia, perché avremo sempre famiglie che non ci aiuteranno nel cammino che faremo, ci ostacoleranno, bambini iperattivi, ma questo non importa, noi dobbiamo fare tutto con entusiasmo e con gioia, perché francamente catechiste col muso duro, no, non si può vedere, ecco, io non ho ricette da darvi, io però credo, e lo credo veramente, che se noi facciamo tutto con amore, con passione, con entusiasmo, riusciremo ad aprire tante porte, anche la porta dell'indifferenza, e poi ne sono certa,
lo Spirito Santo farà la sua parte. Entusiasmati da Antonella, l'accento non era proprio sacilese, è un po' più trevigiano, perché è originaria di là. Anche noi vogliamo esprimere la nostra gioia di andare verso il Signore. Noi veniamo a te, Signore. Sei tu che continuamente ci rendi entusiasti. Entriamo ora nella seconda parte della nostra veglia. Narratori sul pezzo. Non so che cosa abbia pensato il Signore, che cosa abbia pensato il Papa, che cosa abbia pensato la Divina Provvidenza di me. Sto pensando in questi giorni che con me il Signore attua il suo vecchio sistema. Prende i piccoli dal fango della strada e li mette in alto. Prende la gente dai campi, dalle reti del mare, del lago, e ne fa degli apostoli. È il suo vecchio sistema. Certe cose il Signore non le vuole scrivere né sul bronzo né sul marmo, ma addirittura nella polvere, affinché, se la scrittura resta, non scompaginata, non dispersa dal vento, sia bene chiaro che tutto è opera e tutto è merito del solo Signore. Io sono il piccolo di una volta. Io sono colui che viene dai campi. Io sono la pura e povera polvere. Su questa polvere il Signore ha scritto la dignità episcopale dell'illustre diocesi di Vittorio Veneto. Se qualche cosa mai di bene salterà fuori da tutto questo, sia ben chiaro
fin da adesso è solo frutto della bontà, della grazia e della misericordia del Signore. Anche noi abbiamo sicuramente sperimentato quello che il Beato Luciani chiama il vecchio sistema di Dio. In certe giornate le cose sembrano andare tutte per conto loro, non ne va dritta una, non se ne viene a capo e ci sentiamo pure incapaci perché volevamo fare una cosa e sicuramente ne viene fuori un'altra. Ma poi a un certo punto si vede uno squarcio di luce. A un certo punto le cose prendono una piega inaspettata e spesso è positiva, qualcosa che noi non ci aspettavamo, come quando da un albero secco nasce un frutto. Ecco, in quei giorni noi diciamo, il Signore scrive dritto sulle nostre righe storte. E infatti a pagina 10 del nostro libretto voi trovate proprio delle righe storte, nelle quali vi invitiamo, se ce la fate, a riportare uno di quei momenti in cui le cose non andavano proprio tanto bene, ma nelle mani del Signore poi si sono sistemate. Allora vi lasciamo qualche minuto, avete la penna, la matita, per scrivere su queste righe storte qualcosa che invece poi si è raddrizzato. E intanto chiediamo un po' di accompagnamento.
Adesso che siamo stati bravissimi a scrivere sulle righe storte, devo provarci anch'io, che non ho provato, vi invitiamo a narrare a chi è vicino quanto avete scritto questa esperienza, condividerla, e quindi prendetevi il vicino e fate questo esercizio di narrazione vicendevole e di ascolto. Mentre concludiamo, sappiamo che le catechiste quando si mettono a raccontare l'ora di catechismo vola, non sempre. Siamo partiti dalle righe storte delle nostre giornate sulle quali il Signore è comunque capace di scrivere qualche cosa di buono. Abbiamo condiviso con chi ci sta accanto. Ma ora noi sappiamo che essere narratori sul pezzo, cioè su quello che la vita ci offre, lo sa meglio di noi il Signore. Per questo vogliamo tornare a Lui ancora una volta in questa veglia di preghiera e farlo con le parole del Salmo 139 che troviamo a pagina 11 e 12. È un salmo bellissimo che ci parla di come il Signore ci sa vedere, conoscere e scrutare nel profondo. Lui ci offre quei pezzi di vita sui quali poi scrivere. Lo abbiamo però un po' anche reinterpretato questo salmo, o meglio, sulla parte sinistra trovate le parti del salmo biblico che pregheremo tutti insieme. Sulla parte destra del foglio, scritto in corsivo, invece una specie di
traduzione dei nostri giorni dello stesso salmo. Prima di iniziare a pregarlo, trasformiamo tutto questo in una preghiera di silenzio guardando a Lui, al narratore primo che ci racconta di Dio Padre. Insieme. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Senti le mie parole, prima che trovino suono. Sei di fianco a me, dietro di me, davanti a me. Scrivi sulla polvere dei miei giorni, tutto conosci, dentro e fuori di me. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Anche se vago lontano, là mi attendi. Là ti trovo. Là tu sei. Anche tra le righe storte della mia vita scorgo i segni della tua presenza. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei l'artista che mi ha pensato. Sono uno stupendo progetto tra le innumerevoli opere del tuo ingegno. Illumini il mio buio, sei il sole che dirada le mie nubi. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Mi dai forma, mi dai vita, dai infinito credito al mio futuro, piccolo di fronte alla tua immensità. Da sempre e per sempre vivo in te. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Ispira le mie parole, riempile di te. Fammi capace di raccontarti, di portarti attraverso città e villaggi, ai bambini, ragazzi, famiglie che incontro e che, come me, cercano te. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Entriamo così nella terza parte della nostra veglia. Narratori di un tesoro. Beati voi,
La Madonna si è fidata di Dio. E questa è tutta la base della nostra redenzione, credere. Quando Elisabetta l'ha incontrata esclamò: fortunata, fortunata perché hai creduto. Posso dire altrettanto di voi? Fortunati se starete saldi nella fede, specialmente in questi tempi. È un tesoro la fede, ma è minacciata. Qualche volta sono stato in visita pastorale qui a Follina da voi altri. Una volta uno mi ha condotto su nel suo granaio e mi ha detto: guardi, un bel mucchio di frumento quest'anno. Mi basta e anche ne venderò. Gli ho detto: bene, però cosa c'è là? Lui si volta: c'erano dei topi. Gli dico: stia attento, difenda il suo frumento. La nostra fede è un mucchietto di verità preziosissime, ma ci sono tanti sorci, rosicchiano, disperdono la fede. Stiamo ben saldi e fermi nella fede dei nostri padri, nella fede antica. Quella fede è un tesoro. E ci prepariamo ad accogliere questo tesoro che è la parola del Signore, che anche stasera viene proclamata per noi, alzandoci in piedi e acclamando con l'Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose.
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero, sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore. Narratori, questa è la parola che ci unisce questa sera, ed è proprio su questa caratteristica del narrare che mette l'accento la veglia di questa sera, in sintonia, come ben sapete, con il cammino sinodale che la Chiesa italiana e quindi anche la nostra diocesi si è data. Fase narrativa, così viene chiamato questo primo momento del cammino sinodale. Questo verbo narrare a me, ma penso anche a tanti altri, fa venire in mente in prima battuta l'espressione narrare una favola, un racconto, quel genere letterario chiamato narrativa. È esattamente questo, un racconto, un romanzo, una storia. Nonna, raccontami una storia, così diceva mia nonna da piccolo, ma penso che tanti dicevamo la stessa cosa o alla mamma o a qualcun altro che era più propenso ad accontentare. Raccontami una storia. E non eravamo mai sazi di storie, ricordate, no? Anche Gesù narrava, raccontava. Narrava chi era, cosa desiderava, cosa faceva Dio, nostro Padre. Ricordate una frase molto importante che leggiamo il giorno di Natale nella messa del giorno, il prologo di Giovanni. Dio nessuno l'ha mai visto, Lui, il Figlio unigenito, fatto carne, l'ha raccontato, ce l'ha narrato. Gesù narrava il progetto di Dio, cioè il regno, attraverso parabole. Abbiamo appena ascoltato il tesoro del campo, la perla di grande valore, la rete gettata in mare. Si narra sempre attraverso delle immagini, quelle che magari abbiamo vissuto, che acquistano una densità che resta impressa nella memoria e nel cuore. La stessa cosa ci ricordava poco fa Papa Luciani, si può dire con immagini che tocchino memoria e cuore, oppure con parole o idee che lasciano sostanzialmente indifferenti. Lui, Monsignor Luciani, in questo era un maestro, veniva chiamato anche un grande catechista, quindi ha molto a che fare con voi. E
E nella lettera che vi verrà consegnata alla fine di questa veglia, anticipo il segno che vi verrà consegnato, si trova un esempio bellissimo di questo narrare che diventa capace di toccare il cuore e la mente delle persone. E ha a che fare con l'esempio di San Martino, la figura di Martino che spezza il mantello. Si può raccontare in maniera insignificante, si può raccontare in maniera bellissima. Ma mi fermo su una delle immagini che abbiamo appena ascoltato, quella della rete. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Così dice Gesù. E mi è sembrata un'immagine che racconta quello che fa un catechista, una catechista oggi. E si hanno a che fare con ragazzi o con bambini molto diversi fra loro. Ha spesso a che fare con ogni genere di bambini e di ragazzi a volte attenti e interessati, ragazzi svogliati e completamente indifferenti, ragazzi che hanno solo voglia di disturbare. E potremmo continuare, lo sapete meglio di me. E questo porta molte volte il catechista a dire: ma serve qualcosa il mio lavoro, il mio impegno, la mia preparazione, il tempo che io dedico per prepararmi e per guidare quest'ora di catechismo, serve qualcosa? Proprio a causa di questa diversità, ragazzi, bambini di ogni genere. Certo, questi dubbi possono inevitabilmente sorgere. E tuttavia la parabola di Gesù ci dice che solo alla fine del mondo, precisa, verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni. Tu, sembra dirci Gesù, devi impegnarti ad essere come quella rete che raccoglie ogni genere di pesci. Devi impegnarti quindi a raccogliere e anzitutto ad accogliere ogni genere di bambini, ogni genere di ragazzi. Certo, questo comporta che la tua opera possa essere condizionata. Se non avessi quel bambino, se non avessi quella ragazza, potrei fare qualcosa di buono. Invece questi qua mi rovinano tutto. Ma provate a pensare, se noi facessimo la cernita già all'inizio, non sarebbe il Vangelo quello che noi ci impegniamo a far conoscere, sarebbe qualcos'altro. In questo senso io credo che voi, catechisti e catechiste, avete bisogno anzitutto di essere ringraziati perché voi fate realmente ciò che dice Gesù. Siete quella rete che simboleggia il regno dei cieli, che raccoglie e che accoglie ogni genere di pesci, ogni genere di persone. Ringraziati avete bisogno di essere per l'impegno, la pazienza e la dedizione con cui fate questo. Ecco, ve lo faccio proprio sinceramente e con verità, questo ve lo dico, questo grazie. E contemporaneamente avete bisogno di essere incoraggiati proprio in questa accoglienza, proprio in questa apertura a tutti, ad ogni genere di persone. E qui insieme ai bambini e ai ragazzi prendo anche i genitori, ogni genere di genitori. Credo che questo sia il primo e fondamentale messaggio evangelico. Il Vangelo è lieta notizia per tutti, anche per chi apparentemente non interessa niente, anche per chi poi lo rifiuta, anche per lui è lieta notizia. Ecco allora l'importanza di narrare a questi bambini, a questi ragazzi di ogni genere che siano, narrare l'amore del Padre, l'amore di Gesù,
che vuole bene loro, che li chiama sempre, che non si stanca mai di aver fiducia in loro. Io credo, cari catechisti e care catechiste, che facendo questo, al di là delle fatiche e magari delle delusioni che potete vivere in qualche momento, facendo questo voi narrate in modo convincente il Vangelo del Signore, il Vangelo dell'amore. Come il seminatore di cui parla Gesù. Molti semi andranno perduti, ma altri produrranno frutto e faranno crescere il regno di Dio. Narratore del tesoro grande del Vangelo è stato anche il nostro caro Albino Luciani. Abbiamo aperto la nostra veglia con alcune carrellate di foto e di video del suo essere bambino, poi prete, vescovo, papa, e adesso, prima di ricevere dal vescovo il mandato ad essere catechisti anche per quest'anno, vogliamo ripercorrere con la memoria un ricordo molto fresco, cioè quello che abbiamo vissuto il mese scorso a Roma, la gioia della sua beatificazione. Ci alziamo in piedi per ricevere il mandato del vescovo. Care catechiste e catechisti, è tempo di ripartire con coraggio per la missione, è tempo di essere narratori dal cuore entusiasta che non comunicano se stessi, ma la vita bella del Vangelo di Gesù che rende affascinante ogni esistenza. È tempo di essere narratori veri
aperti agli impulsi dello spirito e a quanto la realtà ci suggerisce. Scorgendo nelle righe dritte o storte della nostra esistenza il suo Vangelo di grazia, scritto in modo indelebile nei nostri cuori. È tempo di essere narratori di quel tesoro inestimabile che è Cristo, che vale più di tutto l'oro del mondo perché porta in sé la prospettiva dell'eternità. Sì, o Signore Gesù, aiutaci a diventare narratori delle tue meraviglie. Non importa se non ci sentiamo all'altezza, se non siamo abbastanza pronti, se avremo la sensazione di non essere ascoltati, seguiti, apprezzati. Sii tu il narratore che racconta le opere di Dio e ce le fa gustare internamente. Si compia il regno di Dio e questo tesoro che sei tu sia sempre più conosciuto e amato. Ci sostenga l'intercessione del Beato Giovanni Paolo I, che invochiamo come amico e patrono. Dio, Padre misericordioso, vi illumini con la luce del suo Verbo fatto uomo e ci confermi con la grazia del suo Spirito. Ciò che apprenderete con la mente, credetelo con il cuore e confermatelo con le opere. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Andate e annunciate il Vangelo del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Prima dei canti finali e della consegna del segno, che però il Vescovo ha già anticipato, ha fatto un piccolo spoiler, si direbbe, cioè un'anticipazione, ma poi il contenuto è tutto da scoprire. Rivolgo qualche piccolo ringraziamento a chi ci ha aiutato a preparare questa veglia. Anzitutto il Vescovo stesso, che è sempre presente e con gioia ci incoraggia, lo ha fatto anche questa sera nell'omelia. Poi il Vescovo, insieme a me, insieme all'ufficio catechistico, abbiamo avuto l'idea di riproporre il pellegrinaggio che l'anno scorso ha avuto anche tanto successo. Una catechista prima entrando mi ha detto: ma quest'anno lo rifate, vero? Eccellenza, lo rifacciamo? Certo, abbiamo pensato, vista la bella esperienza, bella proprio, io ho partecipato con grande gioia e con grande entusiasmo a quella camminata da Colbertaldo fino a Vidor. Abbiamo pensato di andare un pochettino più lontano e, visto che il momento di quest'anno è legato alla figura di Papa Luciani, di fare un pellegrinaggio a Canale d'Agordo. Ecco, e dicevo a don Fabio quanto costeranno i pullman. Facciamo che sia la diocesi che fa questo regalo ai catechisti, se lo meritano. Ecco. Dovrebbe essere l'ultimo sabato di maggio la data, quindi andremo quando sarà già passato l'inverno e la primavera sarà avanzata. Riceverete notizie a tempo debito. Grazie ad Antonella per la sua bella ed entusiasta testimonianza. Grazie a Francesco. Grazie a Francesco Santin, che era la voce fuori campo, che ha dato voce ad Albino Luciani e ce l'ha fatto gustare, forse è ancora nascosto, ma poi si ricongiungerà a Maria Teresa e potremo incontrarlo. Grazie ad Alessandra e a tutti i coristi e strumentisti di questa sera. Grazie alla Tenda TV che ci ha permesso di trasmettere anche la veglia per chi magari non c'era, non è potuto essere qui questa sera insieme a noi. Ultimi due brevi avvisi. Il primo è questo: l'ufficio catechistico sta pensando un piccolo percorso formativo, ne sentiamo in giro tanto bisogno,
proprio sul tema della narrazione. Riceverete anche di questo comunicazione molto presto e sarà pensato in 2 luoghi diversi della diocesi per permettere anche alle catechiste, a voi, di partecipare nella maniera più consona e anche più agevole. E poi un altro piccolo avviso: oggi, 5 ottobre, c'è anche qualche catechista che compie gli anni. Allora, qui in mezzo a noi c'è sicuramente Laura Ceccarini, che compie gli anni, che è qui della cattedrale. E poi c'è Anna Reduce di Trichiana, che però mi pare che non ci sia, ma mi ha detto stasera è il mio compleanno, mi dispiace non essere lì con voi. Auguri anche ad Anna. Poi non so, altri forse. Grazie a tutti per la vostra presenza. Stefania, ho dimenticato qualcosa? Spieghiamo cosa? Il segno che distribuiamo è questa lettera, sì, che è interamente di Luciani. Non l'ha pensata come lettera da scrivere ai catechisti il 5 ottobre 2022, forse, ma forse anche sì, chi lo sa. Quello che vi doneremo sotto forma di lettera è comunque interamente una parte del suo scritto, tratto da Catechetica in briciole, alla quale poi, se volete, potete anche rispondere tramite un vostro scritto all'ufficio catechistico. È come se questa narrazione che anche Luciani ha cominciato tanti anni fa continuasse grazie alla vostra risposta. E grazie anche a Stefania, che insieme collabora in ufficio con me. Canto finale e segno da ricevere.